Benvenuti alla Milano Football Cup. Oggi va in scena una gara fondamentale per le sorti del girone A. Qui è Gabriele Dattoli e questa è Bottoni Virgilio. Tutto pronto, fischia l'arbitro, primo pallone giocabile per gli uomini in maglia rossa, buon match. Rimessa Virgilio, battuta male, infatti recupera Lilla, lo aiuta Catarruzza che va a cercare un compagno, trova in qualche modo Schembri che mette giù, poi calcia! Schembri! 1-0 Bottoni! Super gol del numero 10 che va a esultare sotto la sua curva. Rivediamo. Mette giù con il destro, addomestica con il sinistro, poi calcia, la palla si impenna e diventa semplicemente imprendibile per Mirarchi. 1-0. E poi c'è l'esultanza consapevole di aver fatto un gran gol. Calcio d'angolo per i rossi, mancino dentro. Stacca De Botton, para il portiere, il pallone rimane lì, si salva il Bottoni. Poi occhio perché può diventare anche buono per il contropiede questa azione. Infatti il pallone per Cosetti che mette il piede sull'acceleratore, velocissimo Cosetti, coast to coast, vuole l'area di rigore, anzi si appoggia dalle parti di Quartuccio che mette giù, poi calcia col destro, largo, sul fondo. Fischia l'arbitro, dà il via al secondo tempo, 1-0 Bottoni al punteggio, ma è ancora tutto da decidere. Perde, poi recupera il pallone Quartuccio, lo lascia a Schembri che va ad aprire dalle parti di Cosetti. Sombrero, la giusta, poi destro! Largo! Stava per farlo stupendo Cosetti. Chance per il Virgilio, palla in verticale, sponda di De Botton per Posidoni che lascia scorrere, poi lancia a cercare Spadoni, ne salta uno, poi un altro, poi calcia col sinistro, risponde il portiere, pallone che rimane lì, De Botton, è arrivato De Botton, 1-1, letale sotto porta al 9, rivediamo, grande giocata di Spadoni che trova il tiro con il sinistro, insidioso a causa dei rimbalzi, De Botton implacabile sotto porta, fa un 1-1 pesantissimo. Schembri salta l'avversario, è il solito ad inventare, riesce a pescare Quartuccio che la mette giù, si gira, destro, risponde Mirarchi in due tempi e poi va al rinvio. Punizione Virgilio, lancio lungo di Celetti a cercare De Botton, cross di prima non perfetto, però pasticcia, Paonessa gliela strappa Merino in area di rigore, giù, calcio di rigore, steso in area, adesso lo rivedremo, Merino, e non ha dubbi Pandolfi che indica il dischetto. Parte De Botton fuori! Dopo il gol del pari non replica De Botton. Russo va a cercare Cosetti che lotta, poi parte, vuole il fondo, eccolo, col destro! Risponde Mirarchi monumentale. Ancora dall'altra parte De Botton. Chiuso, lotta, poi il pallone diventa buono per Merino. In area, Merino, fino in fondo, si appoggia, poi sinistro di Rossi, alto sopra la traversa. Può ripartire il Bottoni, ma l'arbitro dice che può bastare 1-1 tra Bottoni e Virgilio.